Non è un caso che i nostri premi si chiamino Quality and Collection. Il primo attestato viene conferito ad un agente di recente acquisizione. Si è dimostrato un professionista preciso e veloce e con un'alta dote di problem solving. Chiamiamo pertanto a ritirare l'attestato e la targa quale agente emergente 2015 il signor Daniele Mazzi. Il secondo attestato va ad un altro agente che è con noi da soli 3 anni ed è riuscito a distinguersi per livello di performance con risultati costanti e sempre elevati, ottenuti anche in condizioni di massimo carico lavorativo. Il nostro collaboratore inoltre si è dimostrato una persona responsabile e precisa. Chiamiamo pertanto a ritirare l'attestato e la targa quale miglior agente 2015 ex equo il signor Ubaldo Albertinazzi. Al signor Albertinazzi verrà consegnato poi successivamente un smart box con un soggiorno di 2 giorni per 2 persone in un centro benessere. Adesso premiamo il numero 1, cioè l'agente che nel corso di quest'anno ha raggiunto i massimi risultati professionali. Si distingue infatti per performance superiori alla media, precisione nella produzione della documentazione e report precisi, completi e sempre verificati. In questi 2 anni si è contraddistinto per aver proposto idee, obiettivi e suggerimenti contribuendo di fatto allo sviluppo aziendale. Chiamiamo pertanto a ritirare l'attestato e la targa quale miglior agente 2015 il signor David Chiocchini. Dov'è David? Ecco. Grazie. Anche al signor Chiocchini ci sarà smart box con soggiorno 2 giorni e 2 persone in un centro benessere. Volevo rubare solo 2 secondi, volevo ringraziare ovviamente Massimo e Mariano di questo premio, tutto il team, e volevo dire anche 2 cose che secondo me molto importanti, perché gli elogi che mi avete fatto sono in qualche modo contraccambiati completamente. Io lavoro anche per altre società oltre che con Delta, però quello che verifico è un grande grado di serenità nell'ambiente lavorativo, che secondo me è sinonimo di una grande consapevolezza e forza aziendale che tutti i giorni produce delle performance a voi committenti molto care. Queste cose. Ora passiamo alla premiazione del personale. Personale che, come ho detto prima, ha sempre dimostrato un impegno quotidiano, un attaccamento al lavoro e all'azienda riconosciuto da tutte le mandanti. Di fatto molte delle nostre mandanti ci riconoscono un livello qualitativo molto alto. Questi risultati derivano dalla naturale conseguenza di un metodo lavorativo impostato sul controllo della filiera di lavorazione, unito ad una forte dose di determinazione senza trascurare formazione e preparazione.
Di fatto queste persone si sentono l'azienda come propria, non solo quelle che verranno premiate, le 3 persone che verranno premiate quest'oggi, ma ci teniamo a precisare anche tutte le altre. Queste persone sono capaci comunque di emozionarsi per l'ottenimento di un risultato positivo e di reagire con forza davanti a problemi e difficoltà. Le targhe di apprezzamento adesso. La prima targa viene conferita ad una figura che è da vari anni in azienda. È caratterizzata da precisione, serietà e dedizione. Viene molto stimato dalle società di leasing con le quali interagisce. Chiamiamo pertanto a ritirare la targa il signor Marco Brizzante. La seconda persona che desideriamo ringraziare è un soggetto piuttosto particolare, molto professionale, con grandi capacità adattive, preciso e puntuale. Nelle vene gli scorre il sangue dell'artista, ma sul lavoro non c'è nulla da dire, è una persona della massima affidabilità. Chiamiamo a salire sul palco Massimo Menghini. La terza ed ultima persona alla quale vogliamo dimostrare pubblicamente il nostro apprezzamento per tutto quello che quotidianamente fa per l'azienda è la signora Arianna Albertin, alla quale la invitiamo a salire sul palco. Arianna ha molti aspetti che la caratterizzano, è forte, tenace, sempre positiva in tutte le situazioni e disponibile per l'azienda ed è molto preparata e soprattutto disponibile sia con noi che con i colleghi in qualsiasi momento. Quindi ci rimettiamo a dire un sincero grazie, signora Arianna. Prego. Grazie Massimo, chiaramente prima o poi qualcosa deve iniziare pure a sostituirmi. Lui vorrebbe sostituirmi in tutto, ora con un po' di calma.